Il concetto no, troppo difficile. In un mese 1.000 euro, ma io in un giorno faccio 1.000 euro. Scusa. Non ti conviene, no? Quindi sto meglio a rubare. Scusa. Ed eccoci in onda con questo bel intermezzo che sicuramente vi ha reso più felici, più tolleranti e più entusiasti dell'Italia in cui viviamo. Domani e dopodomani, vi ricordo, sabato e domenica in 1000 piazze c'è la possibilità di dire che con tutto questo stato di cose noi non ci stiamo. E in questo momento, qui in diretta su Rebelotto, siamo riusciti a carpire qualche minuto dall'agenda del segretario federale della Lega, Matteo Salvini, che è in onda con noi. Ciao Matteo! Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio alle amiche e agli amici all'ascolto. Bellissima giornata e bellissimo meteo, sole previsto per tutto il fine settimana. Permettimi di dire grazie in anticipo alle migliaia e migliaia di volontari che fra domani e domenica saranno in più di 1500 piazze. Bene sì, abbiamo superato quota 1500 piazze italiane da nord a sud con l'iniziativa Chiedo Asilo, tutte rinunce alla cittadinanza italiana e domande che porteremo alle prefetture, perché chi ha bisogno e dalla sfiga di avere la cittadinanza italiana abbia lo stesso trattamento garantito, quindi colazione, pranzo e cena per mesi se non per anni a spese dello Stato italiano. Allora, abbiamo una decina di minuti, ripeto, con Matteo Salvini, quindi 02 66 20 35 29. Se volete intervenire in diretta, approfittatene, è un'incursione, come sapete, così estemporanea, però se ci state ascoltando fatelo questo numero e parlate in diretta proprio con lui, con Matteo Salvini. Mentre aspettiamo le telefonate, Matteo, volevo chiederti, allora sei stato riabilitato da Facebook con tanto di scuse? Sì, hanno detto che loro controllano tantissime persone ogni giorno, quindi magari gli scappa qualcosa. Vabbè, amen. Speriamo che sia stato solo un errore di passaggio, che non si censurino le idee e le parole, anche se in Italia non ci stupiamo più di nulla. Oggi c'è un Presidente del Consiglio che è veramente pericoloso. Non so se sia più bugiardo o più pericoloso, che ha rinviato stasera al Consiglio dei Ministri perché pare che nelle ultime ore abbia trovato 1,5 miliardi di euro. Chi di voi vedi che bravo non trova 1,5 miliardi di euro? Aspetta che controllo. Hanno tassato anche l'aria che respiriamo, e questo non vorrei che si inventasse qualcosa per raccattare voti che sta perdendo per le elezioni regionali. Adesso dice: ma ho trovato 1,5 miliardi di euro. O scemo, hai trovato 1,5 miliardi di euro? Buttali tutti nel salvataggio degli esodati, dei disastrati dalla legge Fornero, perché questo non può mettere 260 milioni di euro di tasse per l'IMU sui terreni agricoli e poi bello inventarsi che trova 1,5 miliardi di euro. Se per caso, io non ci credo, però visto che è totalmente incompetente e pericoloso, se per caso ha trovato sotto il cuscino 1,5 miliardi di euro e non li dedica tutti, dal primo all'ultimo centesimo, ad aiutare coloro che sono stati massacrati dalla legge Fornero, andiamo a tirargli le orecchie per delle mezz'ore una dietro l'altra. Va bene, allora l'appuntamento è a Firenze o a Roma per tirare le orecchie a Renzi. Incominciate a prendere l'agenda e a segnarvi una data, perché sarà questa l'iniziativa. Intanto abbiamo già 2 telefonate, Matteo Salvini con noi per una decina di minuti, prendiamo la prima. Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Francesco da Milano. Eccoti, sei in onda. Anch'io ho trovato 1,5 miliardi di euro. Bravo! E sono 2, e sono 3. E siamo già in tanti, hai visto? Che bravi. E se ti avanza qualcosa per la radio te ne siamo grati. Ma io l'aiuto Radio Padania, Matteo, ma anche se in realtà nella situazione in cui siamo quasi facciamo fatica a mangiare. Però lasciamo perdere questo. Dico adesso, no? Adesso abbiamo imbrigliato i poliziotti. Abbiamo gli altri che sanno che comunque non vanno più in galera come quelle 2 cretine se no mi oscurano a me. Ti oscurano la voce. Mi oscurano la voce, mi tolgono le corde vocali. E abbiamo imbrigliato la polizia, lasciamo che questa gente ci prende per il culo così, continuiamo a ricevere gli immigrati. Ma vuoi vedere che forse veramente dobbiamo andare a filmare domenica perché i clandestini siamo diventati noi? Grazie Francesco, direi che questa è una buona morale della favola, se
non 1 miliardo di euro, ma qualcosa volete versare perché Radio Padania continui il suo impegno e come promesso farà anche la diretta del giorno dell'Apocalisse, 3767 1294, ripeto 3767 1294 sono le 8 cifre del nostro conto corrente postale, versate un contributo volontario e noi andiamo avanti a trasmettere. Aggiungo a Francesco che oltre che essere un governo che agevola la vita e il lavoro, tra virgolette, di rom, clandestini, nulla facenti, spacciatori e delinquenti di vario genere, è un governo che permette evidentemente, anche per colpa della sua incapacità, che in un tribunale di una cittadina come Milano, a 20 giorni dall'Expo, qualcuno entri armato alle 11 della mattina e ammazzi 3 persone. E poi stiamo qua a parlare dell'allarme terrorismo. Per preoccuparci non c'è bisogno dell'allarme terrorismo, basta l'allarme Alfano per essere preoccupati. Prendiamo un'altra telefonata intanto. Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei? Ciao, sono Luigi da Alba, però Ciao, sono Luigi. qua all'uscita di Paderno Dugnano sulla Milano Meda. Momentaneamente da Paderno Dugnano. Qua in colonna nel casino di Milano abituale. Ma scusa, io arrivo ieri dalla Francia, ho sentito la discussione sugli zingari. I zingari, che come i pastori, ci sono i pastori e i pastorelli, ci sono gli zingari e i zingarelli, giusto? Sì. Se io domani devo andare a comprare il vocabolario, cosa chiamo? Un romanello? Può essere un'idea, grazie Luigi. Grazie Luigi. Guarda che però i regimi cominciano sempre a cambiare le parole. La signora Boldrini è uno strumento di questo regime. Fossimo qualche decennio indietro sarebbe vestita in maniera diversa, però chi vuole travolgere il senso delle parole sta preparando un regime. A me i regimi non piacciono, né rossi né gialli né verdi né neri. E infatti guarda, proprio ieri abbiamo fatto anche una puntata sulle parole che erano censurate dal fascismo, su quali parole sono censurate dopo. Oggi non si può più parlare di clandestino, di immigrato, di zingaro, e non c'è più il bidello, non c'è più il cieco, non c'è più il sordo, non c'è più l'omosessuale, non so, mi dicano che parole, non bisogna dire radere al suolo, dice la Boldrini, cerchiamo dei sinonimi, però è un paese innanzitutto ipocrita e falso, quello che si ferma a badare alla forma e non alla sostanza, e poi pericoloso. Io penso che gente come Renzi, Alfano e Boldrini siano pericolosi e preparino un futuro pericoloso. Vediamo se le nostre telefonate qui in filo diretto riescono a dare almeno un antidoto a quello che sta succedendo. Sentiamolo dalla viva voce di Pronto. Pronto? Sì, ciao, ciao. sono Cristina. Ciao Cristina. Ciao, chiamo da Castelletto sopra Ticino. Senti, niente, io volevo solo farvi complimenti e sperare veramente che questa sia la volta buona per ripristinare in Italia un po' di legalità, un po' di rispetto per i cittadini e iniziare a pensare agli altri dopo, magari. Ecco, questa è la mia speranza per dare un futuro ai miei figli. Ormai la nostra vita ce la siamo fatta e per cui io vi faccio i miei complimenti a Matteo, che veramente è una persona speciale. Tutto qua, volevo Grazie solo dirvi mille, questo. Grazie Figuratevi. mille. Ciao, un abbraccio a tutti, avanti così. Prendiamo Un abbraccio a te, ti ringrazio, e per le piazze dove saranno i gazebo della Lega fra domani e dopodomani non possiamo dare 1500 indirizzi, c'è il sito chiedoasilo.org, io domani sarò in giro per il Veneto tutto il giorno, a partire da Verona in mattinata, anzi da Valeggio sul Mincio, Verona, poi Vicenza, poi provincia di Padova e poi a Rovigo in serata, domenica mattina a Milano alla festa del quartiere Giambellino e nel pomeriggio a Genova, prima a Genova sul lungomare, poi a Rapallo e poi a Chiavari. E questi sono gli appuntamenti dove incontrare dal vivo Matteo Salvini per parlarci ancora pochissimi minuti, vero Matteo, di filo diretto? 2 o 3. 2 o 3. Pronto? Ciao Marco. Ciao, sei in onda? Ascolti, dottor Salvini, lei è il più grande di tutti, glielo deve far capire quelli della televisione, porca miseria. Grazie mille Marco. Prendiamone un'altra ancora. Sì, pronto? Sì, ciao, sei in onda. Ciao, Antonello dal Veneto. Ciao Antonello. Salvini, ecco, ci sentiamo extracomunitari anche noi, cioè disconosciamo la nostra cittadinanza, non solo perché così andiamo a mangiare, a bere e dormire gratis, ma possiamo anche
chiedere all'INPS la restituzione dei nostri contributi sociali che abbiamo versato con i 40 anni di lavoro come dipendenti, ecco, come hanno i immigrati. Grazie. Grazie mille. Intanto ripeto il sito chiedosilo.org, trovate tutti i gazebo che saranno presenti domani e dopo, ad esempio Castelletto Ticino, andate a vedere, domani è dalle 9 alle 12 davanti alla posta centrale. Abbiamo ancora telefonate, Roberto, prendiamo le ultime due allora. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Sì, grazie, Padania Libera. Intanto ringrazio per l'onore di parlare col grande capo. E poi devo dare una notizia, che da ieri purtroppo il nostro grande Giuseppe Verdi è fuori legge. Sì, l'ho saputo anch'io. Parla di zingari, di zingarelle, è una bellissima romanza, ma ora non si può più dire. Sì, basta, va abolito anche Verdi. Grazie per questa segnalazione di razzismo in Giuseppe Verdi, pericolosissimo compositore xenofobo. Prendiamo l'ultima. Pronto? Pronto? Ciao, sono Marco da Brescia. Ciao Marco, sei in onda. Io volevo solo ringraziare Matteo, quello giusto, per la sua perseveranza per la legge Fornero, perché è l'unica persona che finora ha dato l'opportunità a noi, quelli che praticamente lavoriamo, di essere rappresentati. Gli altri, quelli della CGIL, della FIOM e quelli che eccetera eccetera eccetera, non ci rappresentano più. Quindi volevo ringraziare Matteo a nome di tutti questi lavoratori. Grazie. Grazie mille Matteo, una parola conclusiva, poi ti lasciamo. Sono io che ringrazio voi, perché il senso ultimo del fare politica è fare qualcosa di utile e migliorare la vita delle persone. Quindi le battaglie per l'asilo nido pubblico e gratuito. È uscito un bando per l'assegnazione di 200 case popolari nella regione Lombardia, piccole per i genitori separati o le persone in difficoltà. Gli studi di settore, il sostegno all'agricoltura. Legge Fornero, la chiudo con questo è un impegno. Se per caso quel fenomeno di chiacchierone di Renzi stasera, giusto perché vede che i sondaggi lo preoccupano, gli stanno andando male in alcune regioni del nord, è preoccupato di perdere in Liguria, in Umbria, oltre che in Veneto, dove ovviamente perderà. Ecco, se pensa di raccattare 1,5 miliardi di euro grazie alle tasse che ha inventato, e se li trova e non li destina ai danneggiati dalla legge Fornero, lo prendiamo a pedate negli stinchi, perché non è possibile che si prendano in giro milioni di italiani. Ci sono ancora centinaia di migliaia di esodati non salvaguardati, ci sono persone che sono costrette a lavorare 3, 4, 5, 6, 7 anni in più rispetto al previsto, ci sono giovani che per colpa della legge Fornero non sono ancora riusciti a entrare nel mondo del lavoro. Ebbene, se questo chiacchierone fiorentino trova 1 centesimo di euro e non lo reinveste per aiutare i danneggiati dalla legge Fornero, lo andiamo a prendere a pedate negli stinchi. E insomma, dalla tirata agli orecchi alle pedate agli stinchi, Renzi è già sulla via Busca, a quanto pare. Matteo, ti lasciamo al tuo pomeriggio. Vi abbraccio, vi ascolto, stasera verso le 8:30 sarò su Rete 4 e poi fra domani e domenica conto di incontrare, ascoltare e salutare alcune migliaia di persone. Grazie mille Matteo Salvini, ricordiamo che Radio Padania Libera sia domani che dopodomani, sia sabato che domenica, quindi darà la diretta di questa grande iniziativa che coinvolge l'ultimo numero è 1500, oltre 1500 piazze, le trovate sul sito www.chiedoasilo.org e vi ricordo ancora Radio Padania Libera che trasmetterà fino al giorno dell'Apocalisse, proprio quando ci sarà il meteorite che si schianta sulla Terra tra 300 anni. Noi ci saremo ancora, ma ci saremo perché voi siete così generosi da cercare come dei segugi miliardi di euro. Se ne dà trovato uno, Renzi, vorrete essere voi da meno? Radiocratici che non siete altro? Ebbene, prendete questi miliardi di euro che comunque avete ammassato nelle vostre tasche e versateli con fiducia al 3767 1294, che è il conto corrente di Radio Padania Libera, 3767 1294. Mi raccomando, perché insomma
capite bene che la diretta del giorno dell'Apocalisse ha bisogno di mezzi straordinari, cioè dovremmo avere la sonda per contare l'avvicinamento dell'asteroide, dovremmo avere le ultime interviste dei personaggi politici che ci saranno tra 200-300 anni, e quindi dobbiamo incominciare a fare una voce di bilancio ad hoc, perché insomma voi non sapete né l'ora né il giorno e quindi vigilate. E quindi mi raccomando, dateci una mano. Tra 7 secondi noi abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, ma poi non vi preoccupate perché il Guerrone e Gilberto Neto torna e come, ma alle 17:30. A tra poco. Mi racconti
422. Amici guerrafondai all'ascolto, bentornati su Radio Padania Libera. Amici guerrocritici all'ascolto, ancora più bentornati. Come ogni venerdì, adesso trasmettiamo una puntata de Il Guerrone, la prima guerra mondiale riletta da Gilberto Oneto. Siamo arrivati ormai alla fine del conflitto e la puntata di oggi si intitola proprio La vittoria mutilata. Non so se questa cosa un po' vi ricorda le vostre reminiscenze scolastiche, se lo fa bene, se non lo fa non è mai troppo tardi. Il Guerrone, la vittoria mutilata con Gilberto Oneto. La guerra non è neppure ancora finita che i nazionalisti già attaccano con la loro lamentazione. I risultati non rispecchiano le aspettative, i compensi e i vantaggi ottenuti non sono proporzionati agli sforzi e ai meriti dell'Italia. Secondo loro l'Italia non solo ha vinto, ma ha anche fatto vincere gli alleati che, ingrati, non riconoscono questo ruolo e vogliono concedere all'Italia solo le briciole. Per chi ha un appetito smisurato, tutto è evidentemente briciole. È sicuro che l'Italia è esclusa dai reali vantaggi che riguardano il controllo dei grandi mercati mondiali, su cui giocano la partita inglesi, americani e un po' anche i francesi. Ma non sono queste le preoccupazioni di un piccolo regno provinciale e prepotente che ragiona solo in termini di espansione territoriale, di imperialismo un po' vintage da questo punto di vista. Si inventa così la storia della vittoria mutilata. L'espressione è la creazione del solito D'Annunzio Rapagnetta, che è abilissimo nel giocare con le parole. L'immagine è successo, è evocativa e tocca le più profonde corte del vittimismo nazionale, della patriottica vocazione al piagnisteo. In realtà l'Italia, che aveva visto nella guerra un'occasione di riscatto, di ricostruzione di un'immagine piuttosto deteriorata da quel che era successo nella guerra del 66 e dalle sfigatissime imprese coloniali, non riesce in questa sua operazione. Il prestigio italiano non è mai stato così basso, il disprezzo di cui gode il regno è generale. Il regno non è amato ed è comprensibile da austriaci e da tedeschi. Non lo amano i vicini greci, albanesi, jugoslavi, che sono vittime di continue aggressioni e dell'arroganza e della prepotenza del Regno d'Italia. Lo disprezzano gli alleati per una infinita serie di motivi che proviamo a vedere. Si comincia con l'esosità delle richieste iniziali, quelle che poi sono state riconosciute nel patto di Londra, tutte cose che sono state estorte agli alleati approfittando del loro stato di necessità. Di questa cosa gli alleati non si dimenticano. C'è poi il ritardo con cui l'Italia ha dichiarato guerra alla Germania, nonostante le previsioni del patto di Londra. L'Italia, come abbiamo visto, ha fatto la furba e gli alleati neppure questo dimenticano. C'è la pretesa di combattere una guerra parallela, rifiutando per anni tutte le richieste da parte alleata di costituire un comando comune e di coordinare le iniziative belliche, salvo naturalmente sommergere di richieste gli alleati di uomini e mezzi in caso di necessità. Ricordiamo il serissimo pericolo costituito dall'offensiva austriaca sull'altipiano nel 1916, che l'Italia ha sventato solo grazie all'aiuto della Russia. Non c'era coordinamento, però il re è andato a piagnucolare dallo zar chiedendo che i russi attaccassero in Galizia, cosa che i russi hanno puntualmente fatto, salvando l'Italia da una sconfitta catastrofica. C'è poi lo scarso ardore nel partecipare a tutte le operazioni comuni, anche dopo che si è trovato qualche sorta di intesa. L'Italia manda sempre le sue truppe, sempre poche, male in arnese, a combattere pensiamo alla Macedonia, alla Palestina e alla Birmania, solo quando ci è costretta o ci vede qualche interesse. La spedizione più importante, come abbiamo visto, è stata quella in Macedonia, che però non è stata dettata da un afflato di collaborazione con gli alleati, ma dalla paura di essere cacciati via dall'Albania. C'è la pessima gestione dei prigionieri di guerra italiani, abbandonati al buon cuore degli aiuti degli alleati. Neppure questo, gli alleati non si dimenticano delle figuracce, della cattiveria con cui l'Italia ha trattato i propri prigionieri. Gli italiani sono in generale consigliati dei furbacchioni che ordiscono trame, giocano su più tavoli, fingono, mentono, minacciano, implorano, sono del tutto inaffidabili, insomma, agli occhi degli alleati. Gli alleati non si dimenticano che a Caporetto sono stati loro, con l'invio di quasi 300.000 uomini, a salvare una situazione che forse avrebbe potuto davvero degenerare, generando conseguenze catastrofiche.
Gli alleati non dimenticano neppure la freddezza con cui l'Italia ha iniziato e attuato l'offensiva del 1918, quando loro stavano facendo il massimo sforzo sul fronte occidentale. Ricordiamo che Diaz procrastinava sine die l'offensiva, trovava tutte le scuse per non attaccare. Gli alleati non hanno apprezzato il tentativo di minimizzare l'importanza dell'intervento alleato, sia a Caporetto che a Vittorio Veneto. Ricordiamo che a Vittorio Veneto sono stati francesi ed inglesi i primi a passare il Piave e a sospingere in qualche modo il recalcitrante Diaz a prendere finalmente l'iniziativa. Gli alleati non dimenticano l'opposizione italiana a ogni tentativo austro-ungarico di negoziare paci separate, anche questo ha la sua importanza. Non sono contenti per il contributo militare in generale, il fronte italiano è sempre stato secondario. L'Italia era entrata in guerra millantando una forza militare che non aveva, raccontando che sarebbe arrivata a Vienna in poche settimane, che avrebbe scatenato una decisiva offensiva che avrebbe messo fuori gioco l'Austria. Niente di tutto questo. Sul mare poi ha fatto di peggio, la quarta flotta del mondo non è quasi mai uscita dai suoi porti, non ha mai tentato attacchi, sbarchi sulla costa dalmata, non è mai neppure riuscita a fermare la guerra sottomarina. C'è poi in generale un'esagerazione del ruolo degli italiani nella guerra, delle armi italiane, della diplomazia italiana, tutte cose che non sono neanche lontanamente vere. Gli alleati non gradiscono il comportamento arrogante, prepotente, ma alle volte anche piagnucoloso e servile della delegazione italiana alla pace di Versailles, che quando può urla e strepita e chiede di tutto, quando non va bene si mette a piagnucolare o, come è anche successo, abbandona il tavolo delle trattative, salvo poi rientrare con la coda fra le gambe. Insomma, il prestigio dello Stato italiano è in questo momento ai minimi storici. Tutto ciò nonostante il bollettino è anche notevole, sicuramente poco rispetto ai sacrifici, ai morti e alle sofferenze, ma molto, moltissimo rispetto al reale ruolo italiano nella guerra. Era entrata in guerra millantando la possibilità di far fuori l'Austria in pochi giorni, in realtà ha messo a serio repentaglio gli esiti della guerra degli alleati col suo comportamento. Tutto questo però basta ai nazionalisti per imbastire una colossale campagna di recriminazioni sulla Dalmazia, sull'Anatolia, sulle colonie e su tutto quello che si pretendeva e secondo loro non si è ottenuto. Sono in particolare i fascisti che sfruttano abilmente la situazione. Iniziano col rappresentare la frustrazione dei nazionalisti e degli intervenisti, ma poi sono così abili da riuscire a trasformare una cospicua fetta delle vittime, dei ragazzi che hanno sofferto in trincea, che hanno rischiato la vita, che sono stati trattati come carne da cannone, in arrabbiati non contro chi li aveva trattati in quel modo, ma contro chi sembra non riconoscere i loro meriti e i loro sacrifici. Riescono a trasformare le violenze subite in rivendicazioni, le ingiustizie in eroismo. Imbastiscono una colossale sindrome di Stoccolma che viene trasformata in operazione politica, davvero chapeau. Il fascismo riesce a presentarsi come il solo rappresentante dello spirito della guerra. Quando Mussolini si presenta da Vittorio Emanuele III, che lo ha convocato per fare il governo, esordisce con la storica frase «Maestà, le porto l'Italia di Vittorio Veneto». Cioè, erano loro i rappresentanti della vittoria. Il fascismo si identifica con l'interventismo, con la vittoria, è il completamento del risorgimento. In effetti è la più coerente conclusione dello spirito risorgimentale, patriottico, manesco e poco rispettoso della volontà della gente. La Grande Guerra diventa davvero la quarta guerra di indipendenza, la vera guerra fascista. Il regime fa diventare la guerra un'eroica epopea e costruisce una sorta di religione civile costruita sui martiri, i caduti, sui morti, sulla morte. Anche questo in totale coerenza con le immagini risorgimentali. Si scoprono le tombe, risorgono i morti, diceva l'inno di Garibaldi. Il tricolore si sposa cromaticamente col nero dei catafalchi, degli abiti delle vedove, delle fasce degli orfani, ma anche con le camicie degli arditi e quelle dei fascisti. Fasci ed aquile finiscono per confondersi con teschi e tibie nell'iconografia patriottica. Sfiga vuole poi che il 4 novembre cada anche vicino al 1 di novembre. È il patriottismo dei cimiteri. Il solo contributo italiano in tutto il Novecento alla storia del paesaggio mondiale sono i parchi e i viali delle rimembranze, un'invenzione tutta italiana. Gli altari di questa liturgia patriottica sono i monumenti ai caduti, che sono sempre monumenti funebri, pieni di nomi di morti, elenchi di morti. Gli altari sono i monumenti e sono gli ossari.
L'arco alpino orientale viene presidiato da una catena di ossari, quasi una difesa contro ulteriori tentativi di invasioni straniere. Ai morti si chiede di fare la guardia, ai poveri soldati si chiede di fare la guardia anche da morte, di combattere la guerra anche dopo morte. Si mettono questi ossari anche in posti dove la guerra non è mai passata. Se ne sono per esempio 3 in provincia di Bolzano, realizzati trasportando i morti da altri settori di guerra. Ce n'è uno a Pola e uno addirittura a Zara, tutti posti dove la guerra non è mai passata. L'operazione è un po' macabra, ma è del tutto coerente con il patriottismo più funesto e funereo del mondo intero. Il prototipo del vero ossario patriottico è Re di Puglia, dove ci sono sepolti 100.000 caduti, il 60% dei quali ignoti. Anche questo è il monumento all'inefficienza e al pressapochismo dello Stato. Riesce a portar via ai suoi soldati e alle sue vittime anche il nome. In quest'ottica cimiteriale si riesce a recuperare anche il Vittoriano, l'orribile monumento di marmo bianco che è stato costruito a Roma in onore di Vittorio Emanuele II. Di per sé il monumento significa poco, così lo si trasforma nell'altare della patria, nella tomba del milite ignoto, nel vero altare di questa liturgia civile e un po' massonica che si viene a creare attorno alla memoria della Grande Guerra. Quasi tutti i paesi hanno i loro monumenti al milite ignoto, ma pochi hanno tanti militi ignoti quanto l'Italia. È davvero la sublimazione dell'inefficienza dello Stato e dell'umiliazione che lo Stato infligge alle sue vittime, alle quali alla fine non lascia neppure il nome. Questo povero milite ignoto finisce per essere il vero archetipo dell'italiano vero, senza patria, senza origine, senza identità. Non si sa dove fosse nato, non sa chi fosse. Ma è così che l'Italia voleva i suoi soldati, è così che l'Italia vuole i suoi cittadini, che vengono da nessuna parte, che dimenticano completamente la loro tradizione, la loro origine, la loro storia per essere italiani nuovi, italiani veri, i figli di questa cosa inventata pochi decenni prima e qui davvero sublimata nel sacrificio del sangue. Siamo alla follia più totale. Questo ci obbliga ad affrontare un altro dei manta patriottici che vengono più spesso ripetuti a proposito della Grande Guerra. La guerra, si sente ripetere, ha fatto gli italiani, li ha forgiati come popolo nelle trincee e nei pericoli del combattimento. Ragazzi provenienti da tutte le regioni, ci dicono, si sono ritrovati per la prima volta tutti assieme, tutti uguali, tutti con la stessa uniforme, a parlare per la prima volta la stessa lingua, ad eseguire gli stessi ordini, a combattere lo stesso nemico e anche, e aggiungo soprattutto, a temere gli stessi carabinieri, gli stessi tribunali, gli stessi plotoni di esecuzione. La Grande Guerra, secondo costoro, avrebbe cioè finalmente risolto il dubbio di D'Azeglio, che aveva espresso a triste considerazione che fatta l'Italia non si erano mai fatti gli italiani. A chi oggi obietta sull'utilità di quella carneficina, sulla sua immoralità, i patrioti più granitici continuano a rispondere sicuri che è stata una prova necessaria per fare gli italiani. Naturalmente non è così. Alla fine dell'emergenza e della tragedia tutto era tornato come prima, le differenze erano rimaste, spesso si erano addirittura acuite. Il tutto è solo retorica anche un po' macabra, anzi molto macabra. Infatti i soli ad essere stati davvero unificati dalla guerra sono i morti. L'Italia si è fatta solo nei cimiteri. I veri italiani fatti sono proprio solo i soldati ignoti, soprattutto i soldati ignoti, quelli che hanno perso tutto, anche il nome, che si sono nullificati in un terrificante incubo tricolore. È vero, tutti sono morti per l'Italia, ma nel senso di a causa dell'Italia. E avere un assassino comune, proprio come avere un carceriere comune, non fa di una massa di vittime una comunità, men che meno ne fa una nazione. Eppure è questo quel che ancora oggi si racconta nei libri di scuola italiani. Oltre a tutto questo, il patriottismo si impossessa definitivamente dell'odonomastica cittadina. Le città diventano una sbrodolata di vie dedicate alla vittoria, al 4 novembre, Vittorio Veneto, Cadorna, Diaz, ai martiri, ai poveri militari ammazzati, ai reparti militari, alle battaglie, è tutto un inno ai 4 anni di guerra. Tutte queste cose, assieme alle dediche risorgimentali, le vie, le piazze Cavour, Garibaldi, Mazzini, eccetera, eccetera, riempiono completamente la città.
È come se la storia multimillenaria della penisola si riducesse agli ultimi 50 anni. Prima non c'è stato niente, prima dell'unità non c'era nulla, c'era il vuoto. Solo l'unità, ci vengono a dire, è vita e luce. Solo da quando è unita l'Italia è viva. Prima non c'era, prima era il nulla. Erano il nulla le repubbliche meridionali, erano il nulla i granducati, erano il nulla stati gloriosi, ricchi, pieni di cultura, pieni di iniziative, pieni di civiltà. Tutto sparito. Tutto cancellato, tutto nasce nel 1860, tutto esplode nel 1918. Ci sono in questa operazione alcune autentiche perle. Ancora oggi a Pallanza il lungolago è dominato ad esempio da un orribile monumento funebre che l'architetto di regime Marcello Piacentini ha eretto a Cadorna al macellaio. Nessuno ha mai pensato di tirarlo giù, ma non sarebbe forse il caso, magari ridedicarlo, magari spiegare chi era questo signore. Ancora oggi il paese natale del generale Badoglio, Grazzano in provincia di Asti, si chiama Grazzano Badoglio. A Gardone, D'Annunzio, con i soldi dei contribuenti, si è costruito una sorta di Disneyland personale, patriottica, il cosiddetto Vittoriale, dove ha messo assieme tutta la peggiore pacottiglia del patriottismo italiano. Oggi si portano le scolaresche a vedere questa cosa che è anche divertente, che è anche interessante, nel senso che anche il kitsch può avere un suo valore estetico e culturale. Però andrebbe anche spiegato chi era questo signore, che cosa ha fatto, perché ha messo lì tutte queste cose e perché i cittadini italiani per parecchi decenni hanno dovuto pagargli la pensione doratissima a questo signore, a questo eroe Alvate. Alla caduta del fascismo gran parte dei monumenti, delle lapidi, delle dedicazioni del regime sono stati cancellati, abbattuti, in un'operazione per certi versi forse anche discutibile, ma abbastanza sistematica. Bene, però tutto questo non ha toccato minimamente tutto quello che riguardava la Prima Guerra Mondiale, compresi elementi che forse avrebbero dovuto essere rivisti nell'ottica di una censura antifascista. Perché? Perché evidentemente anche al nuovo regime democratico, fra virgolette, che è arrivato dopo quello fascista, il mito della Grande Guerra faceva comodo. Tutto questo nonostante la guerra sia stata trasformata dal fascismo nel ventennio, con grande abilità, con grande utilizzo di mezzi, in una cosa solo fascista, nella guerra fascista, nella manifestazione della mistica fascista. La Grande Guerra era una guerra fascista, il fascismo è nato dalla Grande Guerra, la Grande Guerra è stata il compimento del Risorgimento, il fascismo è stato il compimento del Risorgimento. Può anche essere così, però è piuttosto strano che chi sostiene il contrario, che chi sostiene di essere antifascista non abbia mai affrontato questa cosa e che ancora oggi tutti quelli che sono al potere in Italia celebrino con grande ardore i fasti della Prima Guerra Mondiale proprio con le stesse caratteristiche, con le stesse modalità, con la stessa simbologia, con la stessa liturgia che è stata creata dal fascismo. Forse sarebbe arrivato il momento di cominciare a pensare perché questo succede e di capire perché questo succede e proprio questo faremo la conclusione di queste nostre conversazioni. E quindi il perché è rimandato a venerdì prossimo. Questa puntata è in forma ridotta, però 9 minuti con Gilberto Neto riusciamo a ritagliarli anche questo venerdì e lo salutiamo subito. Buon pomeriggio Gilberto. Salute a tutti, ciao. Allora vi dico subito, approfittatene, 8 minuti circa, 02 66 20 35 29 in diretta con Gilberto Neto, telefonate subito però perché oggi il tempo stringe. Partiamo dalla fine Gilberto, questo Vittoriale degli italiani che viene propinato in molte gite scolastiche e questo vitalizio di D'Annunzio, ma Beppe Grillo si sarebbe opposto se fosse stato un politico di allora? Per Grillo gli somigliamo un po' ad D'Annunzio. Però. Dici, Vorrei che prima o poi ci capitasse che facciamo anche il Vittoriale in Liguria con dentro Beppe Grillo. No, anche D'Annunzio era uno che viveva di spettacolo, si era inventato un modo anche divertente e interessante, invidiabile dal suo punto di vista. È uno che non ha mai lavorato un giorno nella sua vita, faceva il poeta, faceva debiti, seduceva preferibilmente le mogli degli altri, si è inventato una fama di guerriero del tutto immeritata perché non ha mai fatto granché, non si è mai esposto più di tanto, le sue avventure si vanno vedendo sempre molto sicure, molto ben protette e alla fine è uscito, sì, ha fatto quella cosa di Fiume che era divertente, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, alla fine è uscito
a farsi pensionare a carissimo prezzo. Allora, abbiamo già 2 telefonate, le prendiamo subito. Vi chiedo di essere brevi, così Gilberto Neto riesce anche a rispondervi in tempi utili. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Tanto grazie perché ci fate parlare alla radio, ci fate dire il nostro pensiero. Figurarsi, è vostra. No, grazie a voi. Non sono tanto d'accordo con questo signore, che insomma mi sembra che insulta un po' i poveri soldati italiani caduti. Io avevo un nonno che ha combattuto nel Veneto, lui combatteva praticamente a 10 chilometri da casa. Era una brava persona, era un contadino e non ha fatto del male a nessuno, rispettava i suoi nemici. Gli austriaci hanno scritto pagine e pagine di rispetto per gli alpini, per i soldati italiani, per come combattevano. Non so, io sono felice di andare in un cimitero e trovare una lapide che ricorda i caduti della prima guerra e porto anche dei fiori e dico una preghiera. Non capisco tutto questo odio per questi ragazzi, i ragazzi del 99, i ragazzi dell'88, dell'89. Chiarissimo, direi l'appunto, e dopo ci sarà la risposta, però prima prendiamo anche l'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sarò velocissima, buonasera. Come si chiama? Sono Franca da Aquileia, Ciao Franca. in provincia di Udine. Io in questi giorni sono venuta in possesso di un diario composto dal 20 ottobre 1914 a tutto il 1915. Il diario di un soldato, Domenico Rizzatti, che è una persona che ai tempi della prima guerra mondiale deve aver avuto almeno una trentina d'anni. Io mi sono emozionata a leggere il suo diario e siccome ascolto da molti venerdì il vostro programma, volevo chiedere a Gilberto Neto se magari fosse interessato a leggerlo. Sono 2 fascicoletti, magari se gli interessa io sarei anche disposta a farglielo avere. Grazie mille. Grazie. Franca, io ti rimando in regia per prendere i tuoi contatti, che poi passeremo a Gilberto Neto e vi mettete d'accordo. È ancora in linea questo signore? È ancora in linea, sì, Roberto? Sì. Ok, prego. Sì. Era di Aquileia questo soldato? Questo soldato era di Fiumicello, che è un borgo, un paese formato da diversi borghi vicino ad Aquileia. E io adesso non lo so se riesco a capire, ma credo che questo signore combattesse per l'Austria. Ovvio, quello che le stavo per dire, ma se infatti, diario di Aquileia era un soldato dell'imperatore. E poi tra l'altro era un maestro elementare. E in questi giorni questi diari che sono stati trovati in soffitta da un suo nipote erano tutti rovinati e un diarista dell'Università di Udine lo ha ricomposto giorno dopo giorno, foglio dopo foglio, e io ne sono venuta in possesso. Ma è stato pubblicato questo diario? No, adesso sono i nipoti che siccome io sto ascoltando la sua rubrica da un sacco di tempo, pensi che l'ascolto dal negozio, per cui è interessantissimo. In questi giorni me l'hanno passato e c'è scritto: diario di Domenico Rizzatti, prigioniero di guerra a Orlov, città russa. Prigioniero dai russi. Ascolti signora, lasci il suo numero di telefono in regia e poi la contattiamo. Grazie mille. La ringrazio tanto, grazie. Saluti a tutti. Grazie mille signora Franca. Gilberto, la telefonata non riusciamo a prendere, anche perché c'è una precisazione che abbiamo fatto più volte, ma è giusto fare anche oggi sulla telefonata del primo ascoltatore che ha detto: ma insomma ce l'abbiamo con questi poveri soldati italiani? Ma io devo chiedere scusa perché evidentemente parlo una lingua che non riesco che non viene capita da alcune persone, parlo una lingua strana. Io credo di aver sempre detto esattamente il contrario. Ora resto sempre un po' sbalordito di fronte a questo tipo di obiezioni, no? Perché cos'altro dobbiamo dire? O si fa della retorica patriottico-fascista oppure tutto il resto, cioè ogni tipo di ragionamento diverso, fatto come abbiamo fatto, e tutti i nostri ascoltatori sanno benissimo che abbiamo sempre trattato con estremo rispetto i soldati italiani, i caduti italiani, anzi noi li trattiamo con rispetto, è l'Italia che non li ha mai trattati con rispetto, né da vivi né da morti. Ora, se questo signore giustamente si commuove davanti ad una tomba di un poveraccio mandato a morire,
perché non se la prende, non comincia a ragionare su perché questo poveretto è finito lì, chi ce l'ha mandato, per che cosa? Ecco, questo è un po' il punto. Io spero di esserci riusciti con altri che non con questo signore, cui vi chiedo magari di andarsi a risentire le trasmissioni, di ragionare un po' prima di parlare, perché veramente... Può essere molto più semplicemente, Gilberto, che magari questo signore ha sentito solo la puntata di oggi e ha frainteso sull'onda anche emotiva. nella puntata di oggi non è che abbiamo detto cose terrificanti. No, e ha frainteso sull'onda emotiva, ecco, era per questo che ti chiedevo un chiarimento. Sì, poi io chiedo, voglio dire, questa cosa... ragioniamoci, queste trasmissioni sono state fatte anche perché si vuole ragionare su questa cosa, si vuole ragionare sulla storia, altrimenti si è sempre prigionieri dei cliché, dei luoghi comuni che lo Stato italiano si è inventato per cautelarsi, per difendersi e per nascondere le sue porcherie e per continuare a garantire la possibilità di farne per il futuro. Ecco. È proprio quello che noi non vogliamo. Ecco, questo è il punto, senza ideologie, senza dogmi, ma rileggere la storia cercando di mettere al centro le cose come stanno e non l'emotività più o meno posticcia. Gilberto, c'è giusto il tempo del tuo saluto rituale? Ultimamente sprofondi Roma con quelli che fanno finta di niente anche. Grazie mille Gilberto Neto, grazie mille, e noi andiamo in una breve pausa pubblicitaria tra pochissimi secondi, a cui farà seguito il nostro giornale radio che ci darà conto di quanto accaduto nella giornata di oggi e quindi un salto di 100 anni avanti, e poi ancora Rebelotti insieme fino alle 18:30. Da MediaWorld trovi sempre la miglior tecnologia. Un esempio, i nuovissimi smartphone Samsung Galaxy S6 a partire da